Allora, sicuramente stiamo donando la nostra saliva, ci stanno spremendo come dei limoni, perfetto, sicuramente stiamo perdendo il tutto, usciremo come dire mezzi cadaveri, però sicuramente guadagneremo anche qualche bel soldino. Ottenere un nuovo titolo di influenza aumentando sicuramente il valore degli sportivi. Ok, allora innanzitutto vediamo di seguire un bel allenamento di potenza perché è un grande desiderio del nostro caro Sim. Allora, vediamo un po', intanto sempre il nostro professore continua a organizzare ovviamente mostre a casa sua, vediamo di lasciarlo perdere. Vediamo un po' cosa possiamo fare, racconta addirittura una bella storia. Perfetto, la mente dei videogiochi, i videogiochi sono sempre una cosa grandiosa, quindi mai ci lamenteremo. Parliamo dell'università, perfetto, postula una teoria, vero e proprio Archimede. Ok, per adesso può bastare. Attenzione che stiamo facendo davvero una puzza atroce come una puzzola, faremo svenire il nostro amico, quindi adesso vedremo di tornare a casa e recuperare ovviamente il nostro stato d'animo. Allora, finalmente siamo arrivati anche con il nostro Russell Lance, eccola qui, appunto la nostra cara Veronica Raya. Vediamo se possiamo fare qualcosa. No, dobbiamo andare a lezione, maledizione, questa volta non ci andiamo, dobbiamo rimanere qui perché è la prima volta che ci ritroviamo davanti a un team, quindi vediamo di stare un attimo tranquilli con questi dannati compiti. Allora, cosa succede? Bocca asciutta, dopo aver dopo aver donato la saliva, Russell sente la bocca asciutta e collosa, un po' come appena dopo la colazione, mamma mia. Però intanto abbiamo guadagnato $50, stavamo rischiando di morire, però tutto va bene. Allora, vediamo un po', stiamo parlando addirittura dell'università, vediamo un po', chiediamo il segno zodiacale, sempre può essere un'ottima opportunità. Ricordiamoci però che il nostro caro Russell Lance è a disagio nella società, quindi avrà difficoltà a integrarsi soprattutto con le altre persone. Dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato, potete vedere che non riesce a comunicare con i suoi coetanei. Vediamo di scusarci perché sicuramente l'avremo offesa, vediamo un po', se accetta ovviamente le nostre scuse, perfetto. Vediamo di buttarci sull'umorismo, mostriamo un piccolo filmato buffo, vediamo se abbiamo qualche opportunità di far colpo sulla nostra cara ragazzona, vediamo un po', dai che ci riusciamo, potrebbe essere la mossa vincente. Olè! Perfetto, grande mossa. Vediamo di continuare su questa strada che potrebbe essere davvero una grande opportunità. Vediamo di mostrare addirittura una grande barzelletta sui professori. Dannazione, niente, proprio non ci riusciamo. Il nostro caro Russell mi sa che si rifarà più avanti nel momento in cui avrà abbastanza soldoni. Abbiamo scoperto però che è un topo di biblioteca. Molto bene, il nostro caro amico Ratatouille qua è interessato ai libri, quindi vediamo di parlare di questo particolare tratto in comune. Vediamo un po', perfetto, mi sa che abbiamo trovato la strada adeguata. Vediamo di parlare anche dei fumetti, vediamo di dedicarci anche a questa particolarità. Anzi, la mente dei videogiochi, no, vediamo di rimanere su questo ambito. Ok, perfetto, mentre i nostri amici continuano a comunicare, in seguito vedremo di dedicarci anche allo studio del nostro modulo di coesione elegante rosso per aumentare addirittura il nostro rendimento scolastico, perfetto. Ed ecco che Bill torna nuovamente al dormitorio, ancora il suo graffito, eccolo qua, speriamo che non ci arrestino i poliziotti per aver distrutto l'ambiente pubblico. Ok, allora vediamo di arrivare direttamente all'orinatoio, usare nuovamente la nostra doccia estrema addirittura, e vediamo un po', possiamo metterci a letto perché sicuramente è stata una giornata stressante dopo aver giocato a football sicuramente con i nostri cari amici. Vediamo di ritornare nuovamente a letto. Allora, perfetto, eccoci, abbiamo terminato come dire la nostra conversazione, non è stata un granché, però eccoci allo studio del nostro caro modulo di fusione mentale. Ok, qualcuno di voi mi ha domandato che cosa fosse appunto la fusione mentale all'interno di The Sims 3. Più tardi, quando otterremo soprattutto grande vantaggio sui nostri smanettoni, sicuramente riusciremo a ottenere l'abilità fusione mentale. È praticamente una sorta di abilità telepatica che ci permette di scambiare le nostre abilità con i particolari sim che abbiamo appunto intorno a noi. Allora, sicuramente studiando questo fantastico modulo cercheremo di aumentare la nostra abilità scienza e sicuramente, come dire, aiutare i nostri cari sim aiutare il nostro caro sim ad aumentare vantaggio sui nostri smanettoni. Ok, adesso può bastare perché come potete ben vedere abbiamo un senso di freddo. Adesso sta arrivando la stagione autunnale, ci sono 8 gradi e sicuramente con una giacchetta in cotone non riusciremo a sopravvivere, quindi vediamo di ritornare a casa e recuperare le nostre forze. Come scienziato Rachel riceve come dire rendimento e stipendio nelle carriere di scienza e medicina. Come potete ben vedere esistono anche diverse tipologie di materie da imparare all'università e sicuramente la scienza è una di queste, però sicuramente ci ha dato grande possibilità per entrare e migliorare la nostra abilità nel gruppo degli smanettoni. Allora, vediamo di ritornare un attimino a casa, vediamo cosa c'è addirittura in frigo, vediamo di dare un'occhiata. Allora, fai un pasto veloce, prepariamo una bella cena, un'insalata d'autunno, addirittura adesso siamo proprio nel periodo autunnale, ok, addirittura un vero e proprio porcile, guardate un po' cosa lasciano qua, addirittura come vediamo un po' gelato immangiabile, pasto cotto al microonde.
microonde, mi sa che li possiamo anche lasciar perdere. Allora, vediamo di dedicarci al nostro urinatoio, come al solito, utilizziamo anche la nostra bella doccia e magari ci faremo anche un bel sonnellino. Ok, bene, anche questa giornata è terminata, sicuramente ci stiamo avvicinando all'esame nella maniera più rapida possibile, vediamo cosa combina il nostro caro Bill, vuole ottenere sempre un nuovo punto in più per quanto riguarda gli sportivi, saltare 5 lezioni è un obiettivo fondamentale, quindi vediamo un po' di dedicare molta attenzione al nostro caro amico. Ok, guardate un po' il nostro rendimento, piano piano sta per scendere allo zero, molto ma molto bene, sicuramente ce la caveremo anche all'esame in maniera fantastica. Bene, mi sa che siamo arrivati, come dire, al momento opportuno, il nostro caro Bill Jacobi ha recuperato le forze, come potete ben vedere, sicuramente adesso un bel bocconcino nello stomaco ci farebbe comodo e magari inizieremo, come dire, a organizzare la nostra protesta che avevamo appunto incominciato nel video precedente. Allora, vediamo un po' cosa c'è per quanto riguarda i pasti veloci. Allora, brodo in scatola all'1:30 del mattino, ci vomiteremo direttamente sulla maglietta, pasto al microonde. Vediamo un po', anzi un bel gelato potrebbe essere adeguato, perfetto. E dopo aver terminato il tutto vedremo di dirigerci certamente alla nostra protesta. Prima guarderemo un po' il meteo per vedere un po' se porterà pioggia, in modo tale da capire più o meno se la protesta andrà a buon fine, e sicuramente sarà un'ottima opportunità per far parte del nostro club dei ribelli. Per quanto riguarda il nostro caro Russell Lance, dopo aver terminato ovviamente il suo caro sonno, vedremo di farlo, come dire, dedicare al piano aziendale, vedremo di lavorare con il presidente Lincoln, perfetto, e in seguito magari riusciremo a ottenere un grande vantaggio alla nostra università per il giorno dell'esame. Vi ricordo che questa è la prima sessione ovviamente di esami alla, come dire, alla nostra fantastica università, certamente occorrerà una seconda sessione e forse anche una terza sessione all'università per ottenere quindi la laurea, e dopo la laurea sicuramente vedremo un po' di inviare il curriculum a una delle più grandi megacorporazioni della nostra vita, anzi della nostra cittadina, per ottenere lavoro. Sicuramente il nostro caro Bill Jacobi, non lo so, magari riuscirà a ottenere lavoro magari nell'esercito, oppure grazie alla sua grande particolarità di suadente conversatore riuscirà a ottenere lo stesso la laurea, grazie alla sua imponente abilità di convincere tutti ad avere quello che vuole. Allora, mi sa che abbiamo una fame acuta, stiamo per dimagrire 20 kg in una volta, quindi vediamo di mangiare nettamente il nostro gelato, ok? Addirittura qui c'è, come dire, una nuova ragazzina, perfetto, vediamo di effettuare una bella presentazione, lasciamo perdere il meteo per adesso. Ok, vediamo di arrivare avanti, addirittura tutto muscoloso il nostro caro amico, un vero e proprio Arnold Schwarzenegger in persona. Allora, vediamo un po'. Piacere signorina, tutto a posto? Allora, vediamo di chiacchierare un po'. Allora, vediamo un po', addirittura siamo un giocatore dilettante nel gruppo degli smanettoni, molto bene. Sicuramente volevo farlo, come dire, integrare nel gruppo dei ribelli, adesso con la nostra protesta vedremo un po' di recuperare. Allora, la nostra cara amica è una smanettona proprio al massimo, ben nono punto appunto all'interno della scala. Vediamo di essere un po' buffi, sfidiamola a, vediamo un po', dividi per 0. Vediamo un po' se ci riusciamo. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Avanti, dividiamo per 0. Ah, come una smanettona che rifiuta una cosa del genere. Maledizione. Oh, che è questo rumore? Oh, attenzione, vediamo di continuare a parlare. Aspettiamo, aduriamo la nostra cara amica. C'è una dannata canzone che rompe un po' le scatole. Vediamo. Oh, ma che è tutto questo rumore? Vediamo un po'. Forse da questa parte. Vediamo. Ah, ecco la musica, dannazione. Mettiamo qualcosa però di interessante, come per esempio un po' di musica classica. Ok, scendiamo al piano inferiore. Mi sa che la nostra amica proprio non vuole parlare con noi. Vediamo di essere ancora più intriganti. Allora, bacio per impulso del momento. Allora, vediamo se riusciamo a essere, come dire, competitivi all'interno di questo ambito. Lasciamo perdere le chiacchiere e andiamo direttamente ai fatti. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Allora, vediamo se ci riusciamo. Oddio, non vorrei beccare uno schiaffo. Attenzione. Oh, dannazione. È andata male. Aia, è andata male, maledizione. Non ama filtrare. Ah, dannazione. Mi sa che questa non può essere la nostra ragazza ideale. Vediamo di lasciarla perdere. Quindi mi sa che la possiamo anche mandare a quel paese. Addirittura un rifiuto del primo bacio. Il nostro caro amico, come dire, ha subito un grave trauma. Vediamo un po', addirittura meno 10 per il suo umore, dannazione. Quindi vediamo adesso di conoscere qualcuno alla nostra protesta per essere, come dire, adatti alle nostre situazioni. Allora, vediamo intanto il meteo per i prossimi giorni. Vediamo un po', addirittura non riesco a vedere un accidente, scrivono in arabo questi nostri cari amici. Date un'occhiata, per adesso ci sarà, come dire, una temperatura abbastanza regolare. Domenica una bella pioggia forte, pioggia moderata sabato, e addirittura martedì, quando saremo in inverno, arriverà la neve. Sicuramente dovremo cambiare nettamente equipaggiamento. Allora, vediamo cosa possiamo fare al computer. Qualche altra cosa? Scrivi un bigliettino d'appunti per l'esame. Questo potrebbe essere davvero un'ottima opportunità. Vediamo di lavorare su questa particolare abilità, perché agli esami
è davvero possibile effettuare tantissime cose, implorare il professore per ovviamente richiedere il voto, addirittura creare un bigliettino per utilizzarlo durante le classiche sessioni d'esame, o addirittura studiare come fa il nostro caro Russell Lance. E mattina, amico mio, alza e lavora, inizia ad alzarsi da questo dannato letto. Maledizione, però il nostro caro Russell non è che è proprio un genio all'interno di questa università. Attenzione che ho visto forse una goccia di pioggia. Eccolo, maledizione, ed ecco che probabilmente alla facoltà di economia e tecnologia inizia a piovere il primo giorno di autunno. Ci sono 21 gradi, una bella pioggia abbastanza moderata che inizia a scalfire sicuramente il piano superiore del nostro caro dormitorio. Bene, allora vediamo quello che possiamo fare. Sicuramente appena termineremo il sonno vedremo di dedicarci al nostro piano aziendale, magari tra 9 ore arrivare alla nostra lezione. Bene, il nostro caro Russell sicuramente non potrà saltare la sua lezione, lasciamo perdere il ferro di cavallo. Bene, incontrare uno smanettone potrebbe essere una grande opportunità, vedremo di farlo tra poco. Allora, il nostro meteo l'abbiamo completato, bigliettino per gli appunti. Bill ha un asso piglia tutto nella manica, ovvero un bigliettino di appunti. Gli esami, vediamo un po', non sono più un problema perché il suo imbroglio non venga scoperto. Ok, allora abbiamo un bigliettino che vale per 2 giorni, quindi cerchiamo di stare attenti. Sicuramente non abbiamo studiato completamente in queste ultime settimane, speriamo di essere fortunati agli esami. Allora, raggiungiamo nettamente l'edificio Connors, eccolo qui. Perfetto, e cerchiamo quindi immediatamente di stilare appunto e creare la nostra protesta nonostante questa dannata pioggia che doveva arrivare proprio adesso. Allora, vediamo di raggiungere nettamente il nostro obiettivo, siamo arrivati quasi alla fine della nostra prima sessione perché sicuramente gli esami segnano la fine del tutto. Negli ultimi 2 giorni vedremo di dare divertimento puro anche al nostro caro Russell Lance, magari vedremo di organizzare qualche festa al dormitorio. Comunque il nostro caro Bill Jacobi molto sfortunato con la sua prima relazione amorosa, come dire, è stato molto sfigato anche nel conoscere quella dannata ragazza che non era adatta al flirt. A quanto pare stanno svolgendo una piccola lezione, come dire, di medicina. Guardate un po', addirittura lo scheletro, questa addirittura è una piccola lezione di anatomia sotto appunto la pioggia, addirittura con gli ombrelloni. Vediamo innanzitutto di creare questa bella protesta per conoscere qualche sim diverso. Attenzione che ci stiamo inzuppando proprio nella maniera migliore. Ok, vediamo di entrare, forza che ci siamo riusciti. Ma dannazione, c'è una grande fila qua dentro, non si riesce neanche a entrare. Fatemi entrare, dannazione. Visitiamo il nostro caro edificio, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Ok, addirittura c'è una piccola lezione. Ma dai, non sapendo appunto niente, vediamo di guardare la presentazione. Vediamo quello che possiamo fare. Voleva addirittura tenere la presentazione, però l'oggetto è in uso. Questa è la professoressa. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Addirittura la professoressa ha qualcosa in comune con noi. Mi sa che possiamo avere qualcosa di possiamo fare qualcosa di interessante. Allora, addirittura prendiamo appunti. Ma questa non credo che sia una professoressa. Vediamo un po'. Addirittura è uno smanettone a livello 10, quindi come dire al massimo delle sue opportunità. Allora, vediamo quello che possiamo fare. Mentre che attendiamo ovviamente che la lezione finisca, magari possiamo farci, come dire, una birra da queste parti, o magari andare all'interno dell'altro piano. Vediamo quello che possiamo fare. Mentre la nostra presentazione continua, vedremo di arrivare certamente al piano superiore. Vediamo di dedicarci un pochino al biliardo. Un bel tiro a effetto potrebbe essere adeguato. Palla 8 frappè potrebbe essere proprio ideale, perfetto. E magari mentre attendiamo la nostra professoressa che termini appunto la sua lezione e giocheremo un po' a biliardo, magari dopo cercheremo un po' di sedurla, magari vedremo di intraprendere qualche bella relazione, visto che, come dice appunto la nostra nota, vuole conoscerci meglio e appunto sarà quello appunto che faremo. Allora, sicuramente più tardi annunceremo la protesta appunto verso la nostra università e vedremo un po' quello che possiamo fare. Vediamo Russell cosa combina, è all'interno della sua stanza preferita, perfetto, addirittura con l'ultimo dei moicani. Qui c'è Magua in persona, eccolo qui, ha il tomahawk in tasca Magua, vediamo un po', ha addirittura le frecce, l'arco. Stiamo lontani da Magua che ci fa lo scalpo se non stiamo attenti. Ok, una bella ragazza, vediamo se possiamo fare qualcosa. Attenzione, eccola, eccola, maledizione, non riusciamo neanche a beccarla. Oh, un bel po' di musica, proprio quello che ci voleva. Però la nostra cara amica mi sa che si sta dedicando a qualche altra cosa. Vediamo di essere un pochino integrati all'interno del gruppo, nonostante il nostro piccolo svantaggio appunto dell'essere a disagio nella società. Arriviamo, eccoci, forse riusciamo a fare qualcosa. Addirittura sogna di sposarsi, forse siamo sulla strada giusta, Vediamo un po', eccola, andiamo che ce la facciamo. Piacere amica mia, somministrare un test. Ecco la nostra protesta. Sicuramente la organizzeremo al luogo centrale dell'università, il quadrilatero universitario, e verrà impostata su che cosa? Allora, l'altra volta ci siamo, come dire,
sforzati per comprendere ovviamente le principali cause della nostra protesta. Vediamo di iniziare con qualcosa di tranquillo per adesso, una difficoltà abbastanza normale. Vediamo un po' astronauti, atomi, arredamento, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Addirittura felicità vitalizia insufficiente, questo potrebbe essere davvero adeguato. Il mostro di Loch Ness, era tanto tempo che non sentivo nominare il mostro di Loch Ness, perché al mondo ci sono già troppi dinosauri acquatici sfuggenti. Allora, vediamo di rompere le scatole al nostro caro mostro di Loch Ness, sperando appunto che non venga a mangiarci nettamente. La protesta sarà, come dire, organizzata per, vediamo un po', la organizziamo alle 17, quindi di pomeriggio, una protesta normale. Perfetto, allora il mostro di Loch Ness sarà il nostro stendardo principale. Bill Jacobi ha presentato appunto la nostra cara protesta, dobbiamo essere al massimo delle nostre opportunità, quindi mangiamo qualcosa all'interno, vediamo un po' un bel succo d'arancia, magari faremo anche la nostra urina qui dentro all'interno del nostro urinatoio, perfetto, e saremo pronti ovviamente per la nostra protesta. Magari faremo anche un bel sonnellino, eccolo qui, per essere pronti ovviamente per protestare nella maniera migliore. Addirittura ecco Russell che continua a parlare, questo probabilmente sarà una grande abilità. Chiediamo se ha dormito bene, probabilmente sì, però è meglio essere sicuri. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Bacio impulso del momento, magari riusciremo con questa nostra ragazzona. 10 punti di influenza all'interno dei ribelli, quindi sicuramente avrà anche un coltellone nascosto all'interno del suo pantalone, quindi cerchiamo di stare attenti. Eccola, attenzione che ci spara questa, ha una Mauser proprio in tasca. Non ce l'abbiamo fatta, dannazione, non ce l'abbiamo fatta, niente. Siamo un po' inquietante, però non è che è andata tanto male. Vediamo di chiedere il suo segno zodiacale, vediamo se continua a parlare con noi, vediamo un po'. Molto interessata anche nella discussione, vediamo, eccola, forse riusciremo a fare qualcosa. Niente, il nostro caro Sim mi sa che non ha l'opportunità e neanche le capacità di fare il tutto. Mi sa che tra 5 ore ci sarà la nostra cara lezione, quindi vediamo un po' di fare qualcosa. Possiamo abbandonare la nostra cara amica purtroppo. Sicuramente il nostro asso nella manica sarà Bill Jacobi, magari durante la protesta ci dedicheremo appunto a una bella relazione, cercheremo di portarla a termine. Allora, vediamo un po', punch di frutta, non penso che sia un pasto adeguato, mangiamo un bel po' di brodo in scatola proprio per essere tranquilli. Ok, mi sa che all'interno del prossimo gameplay, ragazzi, noterete una bella protesta alla piazza principale. Ci siamo dedicati un po' al raggiungimento dei principali obiettivi per quanto riguarda soprattutto la nostra università. Il rendimento del nostro caro Bill Jacobi è in rosso, tra circa 29 ore ci sarà l'esame, quindi vedremo un po' quello che possiamo fare. All'interno del prossimo gameplay vedremo un po' di dedicarci al nostro esame principale per vedere un po' se riusciremo a superarlo. Il nostro caro Russell sicuramente ce la farà, ci ritroviamo già a buon punto, anche se non abbiamo studiato da veri secchioni, ci siamo un po' dedicati anche alla vita comunitaria. Comunque spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti, ragazzi!